Buonasera a tutti ragazzi, stavolta voglio parlarvi di un racconto un po' strano. In effetti questa cosa è accaduta in una città cinese, vicino la città cinese Jixi, nella provincia di Heilongjiang. Diciamo, non sono tornati dalle loro famiglie, quindi giustamente le squadre di soccorso hanno recuperato i corpi di solo 12 dei 14 minatori scomparsi, quindi due dei lavoratori mancavano, quindi non si sono trovati, quindi diciamo che non successe nulla più, sono scomparsi, quindi erano morti per loro. Ciao Sergio. E quindi al finale, fino a qua nulla di strano. Fatto sta che dopo 5 anni uno di loro ritorna a casa. Ciao Sofia. Quindi questo si chiama Wanu, è tornato a casa, ma sua moglie già si era risposata e i suoi figli erano andati via. Questo Wanu acquistò una nuova casa e si dedicò al giardinaggio. Ciao Carmen. Quindi, quando le autorità hanno saputo della storia, subito, ciao Jasmine, sono andati a vedere come mai questo qui era ritornato da questa miniera che era crollata in effetti. Quindi, poi volevano sapere come aveva fatto a pagare tutte quelle cose che lui aveva comprato casa. Si aveva, aveva cacciato bei soldi, quindi sì, sì, era tornato dopo 5 anni questo. In effetti, quando fu portato, dai servizi segreti, perché giustamente era una cosa molto strana per loro, poi figurarsi in Cina, ha detto che lui aveva vissuto con un popolo sotterraneo. E con il computer, Sergio, quindi metto il computer davanti il cellulare e faccio la diretta. In effetti lui aveva vissuto con una civiltà sotterranea che si chiamava Ctones e che quindi non era stato in grado di inviare un messaggio per dire che lui stava bene, che era sopravvissuto a questa cosa. Di certo la sua dichiarazione fu pensata come un pazzo, quindi hanno fatto un sacco di visite mediche, però alla fine hanno constatato che fisicamente e mentalmente era sano. Quindi in effetti i medici non sono stati in grado di spiegare perché non abbia mostrato alcun segno di antracosi. L'antracosi, ragazzi, è più o meno, è la deposizione di polvere di carbonio all'interno dei polmoni. Quando lui è partito, lui già aveva nei polmoni questa, antracosi. Era in forma lieve, però dopo un po' di tempo si dovrebbe, ciao, grazie, si doveva fermare perché l'antracosi prende i polmoni, quindi la cenere e il carbonio va nei polmoni. Ma guarda, manco a farlo apposta, il minatore non aveva nessuna traccia di patologia polmonare. Stava meglio di prima, di quando era partito. Poi aveva tutte e 32 denti. Voi mi direte, vabbè, ma tutti quanti hanno 32 denti. Sì, ma quando è partito lui ne aveva solo 25. Quindi diciamo che 7 denti, ragazzi, erano ricresciuti in effetti. Quindi lui quando è partito aveva solo 25 denti e la sua salute sembrava quella più o meno di uno di 26-28 anni, sebbene ne avesse quasi 40, aveva 39 anni. Inoltre aveva oltre 40.000 yen, che sono 5.000 euro attuali, e aveva oltre, i soldi dei diamanti non tagliati, quindi grezzi, che lui ha detto che gli avevano regalati questi Ctones perché lui voleva salire, voleva ritornare a casa, quindi loro non hanno opposto resistenza e l'hanno fatto andare in effetti. In effetti dice che questi Ctones, sono delle persone che vivono sottoterra e che hanno un mondo tutto loro, così perlomeno lui ha raccontato. Dice che sono
di bassa statura, ciao avvocatella, e sono come noi, cambio che sono più corti di noi in effetti, quindi sono di bassa statura, ma poi sono per filo e per segno uguali a noi e loro hanno detto che non vogliono salire su in superficie perché si trovano bene sottoterra, quindi ci sono in effetti dei cunicoli che hanno portato, diciamo, sì, sì. Loro, diciamo, grazie, l'hanno riportato. Lui ha chiesto di voler andare via. In effetti non sono un popolo, diciamo, aggressivo oppure ostile, quindi dopo aver fatto questa, diciamo, cosa, loro l'hanno accompagnato tramite cunicoli e l'hanno fatto uscire fuori, diciamo, dal mondo sotterraneo, diciamo. Sono stati stesso loro che l'hanno accompagnato lì, mentre l'amico è voluto rimanere lì, l'altro, quelli erano due. Hanno detto che non vogliono venire sopra perché non si trovano bene sottoterra e lì poi a parte questo vivono oltre quasi 200 anni. Quindi hanno, diciamo, ciao Alessandro, una storia di un popolo che vive sottoterra, che raggiunge quasi 200 anni e che stanno veramente bene di salute, mangiano come unica fonte di cibo un fungo che abbonda in queste grotti. Questo Wannun ha detto che questo fungo aveva un sapore specifico, qualcosa di fresco, ma soprattutto era incredibilmente sano. Ecco perché i suoi denti cambiarono, quindi da 25 sono passati a 32. Noi in Cina, Alessandro, in Cina, sotto il sottosuolo di una città che si chiama Gines. Fammi leggere perché questo qua è allora lo fa vedere. Ti dico la città qual era. Allora, Jixi, nella provincia di Heilongjiang. Questa è una storia di minatori che sono andati, diciamo, sottoterra, 12 sono morti e 2 non si sono trovati più. Questi due stavano con questo popolo sotterraneo e quindi questo popolo dice che vive oltre 200 anni e che stanno bene di salute, quindi in effetti non ci pensano proprio a salire sopra. In effetti loro, come dicono loro, non usavano tipo metalli, queste cose qua, usavano solo bronzo, argento e oro. Non vivono nel lusso e si accontentano delle cose più necessarie. I due minatori, diciamo, uno è voluto tornare e l'altro è rimasto con loro, quindi in effetti questi Ctrones, questo popolo sotterraneo, a questo minatore l'ha accompagnato tramite cunicoli sotterranei davanti a una grotta e l'ha fatto uscire fuori e l'ha fatto andare via, quindi l'ha fatto ritornare diciamo in superficie. Gli ha regalato dei diamanti grezzi, quindi che lui poi ha venduto e ha fatto un sacco di soldi e quindi lo Stato poi cinese cercava di capire. No, no, non è una leggenda, è vera, no, 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 no. In effetti è stato un fatto strano perché questo dopo 5 anni era ritornato dalla moglie, solo che la moglie si era già risposata, quindi purtroppo, ahimè, i figli erano, se ne erano andati e quindi lui si è fatto una vita da capo. Tutto bene. E quindi in effetti lui ha incominciato di nuovo a fare la vita normale, solo che le autorità l'hanno preso e hanno detto tu per 5 anni dove sei stato? Anche perché lì sapete bene che si devono pagare le tasse, queste cose qua. E lui ha pagato e ringraziato tutti. E vabbè, si è dato da fare, dai. Quindi lui ha pagato e ringraziato le tasse, ha pagato tutto quello che c'era da pagare, però giustamente si chiedevano questi soldi da dove fossero comparsi. E lui aveva fatto vedere una ricevuta che aveva venduto dei diamanti. No, no, di solito non faccio storie, di solito faccio, diciamo, altre cose, meteo, storie, quello che capita, poi non è che faccio una cosa fissa. Quindi è come capita, quindi una volta una storia, una volta. E in effetti adesso oggi è 28, domani dovrebbe, diciamo,
oggi e domani sta la tempesta magnetica in corso in effetti, quindi questo è il periodo, in effetti era il 27, durava 2 giorni fino a domani diciamo, però le comunicazioni vanno bene, quindi non credo che ci siano problemi. Quindi diciamo ragazzi che i Cdones non lo tenevano prigioniero, in effetti aveva perfino famiglia lì, aveva fatta, però un bel giorno aveva deciso diciamo di andarsene, quindi fu condotto in una grotta dove c'era un buco che portava in superficie e se ne andò, mentre il suo amico, quell'altro, stiamo raccontando di una diciamo di un popolo sotterraneo, Mark. Diciamo in Cina un gruppo di minatori all'improvviso cede la miniera e scompaiono 14, vengono recuperati solo 12. Due minatori, diciamo, rimangono lì in effetti. Quindi dopo 5 anni uno di loro si presenta, ritorna a casa, trova la moglie sposata, si rifà una vita da capo. Però giustamente le autorità vengono a sapere che questo sta, diciamo, nei dintorni e quindi indagano su come è sopravvissuto, diciamo, a questo crollo della miniera. E lui ha detto che in effetti viveva con una civiltà che si chiama Ctones, che sono sottoterra. In effetti è un popolo che vive, diciamo, chilometri e chilometri sotto, diciamo, la terra. Lui poi si era fatto una famiglia e tutto, però a un certo punto è voluto andare via. Loro non l'hanno bloccato, anzi lo hanno accompagnato in superficie e l'hanno fatto andare via. Comunque gli hanno regalato un sacco di diamanti grezzi che poi lui ha venduto e si è comprata la casa, si è rifatto un po' tutta la vita da capo in effetti, quindi mentre il suo amico è rimasto lì e si è fatto una famiglia con questi Cotones. Sono uguali a noi, ha detto, solo che sono più bassa di statura. Sì, sono uguali come noi, solo che sono più bassi di statura, sono più tozzi, dice. Ma in effetti sono come noi. Quindi questo è un vero fatto accaduto in Cina. Quindi diciamo che non è stato dichiarato pazzo, però pensate un poco che successivamente, sì, perché sto facendo la traduzione, è stato dichiarato pazzo. Sentite ragazzi, ed è stato mandato in una base militare invece del manicomio locale, diciamo. Quindi diciamo che questa persona poi è scomparsa, ragazzi, quindi come al solito finisce male. Quindi eh, i militari volevano conoscere come accedere alla misteriosa civiltà sotterranea e hanno sequestrato il povero Wannon. Quindi lui non ha voluto parlare, diciamo, e nulla e quindi è scomparso, ragazzi. Non si sa che fine ha fatto questa persona, in effetti, perché loro volevano accedere giustamente a questa grotta. Loro, in effetti, Ctones l'avevano accompagnato, però l'avevano bendato perché hanno detto che non doveva capire da che parte era. In effetti, loro, i Ctones, questo popolo sotterraneo, lo ha portato, diciamo, davanti a questa grotta, però con gli occhi bendati, quindi per non far vedere più o meno la posizione. Quindi in effetti lui ha provato a capire dove era, ma in effetti non hanno potuto capire dove stava questa entrata, in effetti. Quindi diciamo che i militari, come sempre, ragazzi, sono alla base di tutte le storie. Quindi prima hanno detto che questa era una persona con la testa a posto, stava tutto bene, hanno fatto gli esami, diciamo, fisici e mentali. Poi, quando non ha voluto parlare, è stato dichiarato pazzo. E invece di andare nel manicomio, diciamo, normale, è andato in una base militare. Scusami, se uno è pazzo, che ci va a fare nella base militare? E quindi poi non si è saputo più nulla di questa persona, perché forse i militari, come si sa ragazzi, volevano entrare in questa base diciamo sotterranea, quindi
hanno sequestrato questo povero Wannu, però nessuno più perlomeno si è saputo di lui qualche cosa, quindi questa è una storia che ho tradotto in cinese, però è stato un casino, però ce l'ho fatta a finale, quindi nella città di, com'era la città? Jixi, nella provincia di Yeolayang. Questo è un fatto vero perché sono andato a controllare. No, no, dicono che è stato preso da... ma non credo, dicono che è stato preso dai militari in effetti. Quindi speriamo che sia tornato da Ictones. Quindi forse si sarebbe salvato in effetti. Vabbè ragazzi, una storia insolita però è vera perché in effetti io sono andato a controllare, questa miniera è caduta davvero. È crollata, 14 minatori non sono tornati dalle loro famiglie. Hanno estratto solo 12 e 2 non l'hanno trovati. Poi uno di questi dopo 5 anni si presenta a casa. Trova la moglie già risposata, però lui si rifà una vita da capo, quindi già è strano che dopo 5 anni dal crollo della miniera questo ritorna, diciamo, e sta bene in effetti. Come al solito gli hanno fatto pagare le tasse. È rimasto lì, non è voluto tornare sulla superficie, alieno verde. L'altro amico suo è rimasto giù, non è voluto più salire sopra. Anche perché dice che lì si vive abbastanza a lungo, in effetti. Diciamo che questi qua arrivano quasi a 200 anni, in effetti. Fammi vedere un attimo, sì, la loro vita raramente era inferiore ai 200 anni, quindi il popolo sotterraneo aveva persino un sistema di scrittura sviluppato, quindi anche la loro lingua era, diciamo, l'hanno fatto imparare la loro lingua, quindi l'hanno aiutato molto in questi 5 anni. E dice che malattie non ce ne sono, non c'è fame. Quindi in effetti non vivono nel lusso, non hanno TV, non hanno internet. Partiamo da questo, ragazzi. Quindi è tipo un popolo primitivo, però stanno bene di salute, mangiano questo fungo che cresce in queste caverne. Non è che hanno le case come ce l'abbiamo noi, con divani e cose varie, quindi diciamo che è un popolo primitivo in effetti, quindi non pensiamo che lì ci stanno letti oppure tv o internet, quindi partiamo che non ci sono tutte queste cose, ci sono però l'acqua. Sì, loro usano una scrittura particolare loro che hanno fatto loro, quindi in effetti su certe pietre non usano la plastica, non usano cartaceo, quindi scrivono su pezzi di pietra, in effetti, come diciamo nelle caverne si scriveva vicino ai muri, in effetti, quindi usano questa scrittura così, in effetti, non usano carta. Quindi non usano neanche ferro, in effetti hanno detto che usavano bronzo e oro, penso un poco, anche perché dice che la caverna è piena di diamanti, bronzo e oro, quindi loro non usano roba di ferro. Ah, ecco qua, bronzo, argento e oro, non usano roba ferro, diciamo ferrosa. Dice che i Crones cercarono di dissuaderlo a non andare via, però la sua decisione fu irremovibile, quindi lo accompagnarono tramite dei cunicoli davanti a una grotta dove ci stava la superficie. Quindi l'amico suo invece, secondo me, ha fatto la scelta migliore, sta ancora lì, quindi in effetti, secondo me, starà ancora vivo bene bene per molto tempo ancora, anche perché qua parlano che diciamo la vita non è inferiore ai 200 anni, quindi stanno benissimamente di salute, non ci sono malattie, diciamo si muore di vecchiaia in questo popolo in effetti, quindi non ci sono febbre, non ci sono nulla, quindi e secondo me vale la pena di andarci.
Vabbè, questa qua non è la prima volta che si parla di popoli che stanno sottoterra. In effetti, quante volte si è parlato della famosa terra cava, che sotto la terra, nel centro della terra ci sta un popolo. Quindi non mi meraviglierebbe questa cosa qui, anche perché tante volte abbiamo detto, c'è chi parla della terra cava, che all'interno della terra ci sarebbero altre, diciamo, persone, quindi diciamo forse è un popolo primitivo in effetti, quindi non sappiamo. Comunque questo dopo 5 anni è tornato a casa, quindi pieno di diamanti grezzi che poi ha venduto e ha fatto fortuna. Solo che il problema è che poi è stato fatto fuori dai militari, quindi non si è saputo più nulla. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo con qualche altro mistero, qualche altra storia. Ci sentiamo dopo. Ciao Avvocatella, ciao Alessandro, ciao a tutti.